Chiamerei Paolo Galimberti, presidente dei giovani di Confcommercio. Allora è una realtà però che le attività sempre più spesso continuano a chiudere e dunque è anche difficile pensare come dei giovani possano aprire nuove attività mentre ci sono molti esercizi commerciali appunto che presi dalla crisi economica sono costretti a chiudere. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Ministro, grazie per la possibilità di intervenire a questa trasmissione, mi scuso di non essere presente. Quello che lei dice è alquanto vero. L'anno scorso lo stock di imprese ha avuto un saldo negativo di ben 110.000 unità, che è la differenza tra le imprese che hanno aperto e quelle che hanno definitivamente chiuso. Nel corso di un nostro recente forum abbiamo dimostrato che per uscire da questa crisi è assolutamente indispensabile dover puntare sulle nuove imprese, sulle piccole imprese, e l'Ocse ci dice che i maggiori creatori di impresa sono i giovani. Peraltro il mondo che io rappresento, che è quello dei servizi, è un mondo che contribuisce al 53% della creazione del PIL. Che bisogna puntare sulle giovani imprese è un dato di fatto. Va da sé che non si può fare sviluppo fondando lo sviluppo sul debito pubblico, per cui incrementando il debito, ma va da sé anche che in questo momento è arrivato il momento dello sviluppo e lo sviluppo lo si crea facendo i necessari investimenti. Bisogna incentivare l'imprenditorialità giovanile perché un occupato su 5 in Italia è un imprenditore, ma se non si creano nuove imprese in Italia è difficile far uscire l'Italia dalla situazione di crisi in cui verte attualmente. E soprattutto dare delle gambe per camminare a questi giovani imprenditori che non siano necessariamente quelle della famiglia, perché leggevamo che nel 40% dei casi i giovani imprenditori hanno fortuna perché però hanno un lavoro che è stato trasmesso loro dalla famiglia, un'attività comunque della famiglia.